Fine domenica, che l'amor, la pace e la fede tal Signore entri in te vostre chiese, tal vostre cur e che resti. Il Vangelo è sempre quel di Luca. In che volte Gesù ha detto un'altra parabola per un po' di loro che erano convinti di essere giusti e spreseavano che altri. Due uomini si sono lasciati al tempio a pregare. Uno era fariseo, che l'altro pubblicano. Il fariseo stava in pins e al pregava così. Dio, ti hai aggradato perché non so come che altri sono, slari, stris, sporcazioni, e neanche come che pubblicano lì. Io ho digiuni 2 volte per settimana e ho preso la decima di 12 coai. Il pubblicano invece si è fermato lontano e non lo sapeva neanche alzare i voi verso il cielo. Si batteva il petto e diceva, Dio, vera missione di me peccatore. Us dice che questo lì è tornato a casa giustificato, che l'altro invece no, perché quel che si alza dignerà umiliato e quel che si umilia dignerà alzato. Allora, il Vangelo è una grande medicina. Voi alle parcuranus, no, quanche ovin braure di noi stessi, e occhialin che altri dall'alto in basso, magari us presen. Questa è la cura di voi. Bene, allora, si tratta di un fariseo, un tipo in gamba, lui. Lui allo serve tutti gli sleci. Al digiuno 2 volte per settimana che basterebbe digiunare un sole e all'uffris la decima di tutto. Lui ringrazia Dio, ma un Dio alle impins, quindi al pre, era la pose di cui che preave, e ringrazia Dio dice calè. Ma attenzione, lui al fas un Dio che va bene a lui, e sint lui tan bravo, è un Dio che in pratica ha di premiarlo, perché lui è bravo, e in casa salverà di castigare che non sono come me, laris, tristi e sporcazioni. Ecco, allora, noi abbiamo un caso in cui lui ha davanti di se stesso, mica davanti di Dio, si chiama taspieli in pratica. E allora se abbiamo un'idea sbagliata di Dio, la avremo sbagliata su tutto, sull'uomo, su noi stessi, sulla storia e sul mondo, al diceva Turoldo. Allora, proviamo a pensare per applicare la roba a noi stessi. Che tipo di educazione vi no? Provate. No, non vinci il giù prendinassi il carattere, non vinci il giù prendinassi qui che avevi di sé, o sin stas fas. Poi bene, se te nostra educazione fin dall'imprima pretendevi che non lo sbagliassi, che non fossi perfetti, probabile avremo un'idea di Dio come che dal fariseo, che so simbras, allora non la di premianus, e se no, alla di chiastianus, o quindi fai cons proprio con la nostra educazione, come che è. E lui, claro, allora preoccupato di se stesso, di sei bravo lui per meritarsi il premio di Dio. Ma se tu metti al centro te stesso, se al centro delle relazioni con chi altri tu sei tu, non funziona la relazione né con chi altri, né con Dio, né con te stesso, perché di te tu hai un'idea sglonfata. E allora, ognuno di noi ti ha l'ait, ognuno di noi, ha dai momenti la che pensa di essere il migliore. Ma attenzione, se non è migliore di chi altri, allora lui non va a noi, di conseguenza. Non ha una buona idea di se stesso. Proprio perché credendo di essere perfetto, e gli state magari mettute dentro che aveva di essere perfetto e allora la di fa finta di essere perfetto, ha preso che altri. Proviamo a pensare, attualizzando il discorso, no, con l'inglese, comprendete io, credino di essere migliore di chi che non vanno in inglese. Oppure, no cristiani sta al mondo, credino
che la nostra religione è la mia, ma state attenti, le religioni non esistono, esistono che credin. Allora, tutti gli uomini, dal giudizio universale, vigneranno giudicati sull'amore che hanno avuto, non sulla religione che hanno avuto. Sì, no, mi raccomandi. Allora, l'anti in davanti, alle un che alle lontano al dischi, no? Si è fermato lontano, al dice il Vangelo, perché è lontano di Dio col suo comportamento, è un pubblicano che vuol dire un dazear, è a servizi dall'imperatore invece di essi a servizi dal Dio di Israele, è un imbroglione perché al tire su di Deint c'è Calul e dopo la didai all'imperatore giusto c'è che la legge fisse paldazzi. Di conseguenza ha capito che è sbagliata, è lontana anche di se stessa, perché l'ha veduto che non è contento col suo mistero, con l'imbrogliare. E davanti di lui non l'ha se stesso, al dice, tu, Dio, ve remissione di me peccator, è davanti di Dio che il chi parla buon. Ecco, stin attenti, l'anta al concreto. Qual è la parte di noi là che podin ospitare il Signore? Mica che biele, con che biele non si davanti di Lui a contrattare, ma il Signore che non salve al stato che par di noi che non funziona, che par di noi che non parin in bande, che non nos place. Ecco, che il Signore chi è davanti di Dio e non podin essi davanti di Dio, propite partint de part puare di noi stessi. E è brutto di dire, ma è vero, che la nostra puaretà, tanta di la nostra bisogna, è la lidris dal nostro rapporto con chi altri e con Dio. La relazione con Lui e con chi altri dopo nos fa siors per poterla incontri a cui che la bisogna. Il signor fariseo non è in relazione con nessun nome con se stesso, e è la relazione che nos fa, e la relazione è nata sempre di bisogno, se no o fossimo perfetti, non avremmo bisogno di nessuno, né di chi altri né di Dio. O si infatti dalla relazione dal papà e de mamme, e dopo si finisce di fare mai, per amor di Dio, si cresciuti, te relazione con chi altri. Di conseguenza, la relazione nos fa siors e allora o podin la incontri a chi altri, perché ho vinto realizzare anche il nostro essere contenti in te vite che le ve buone relazioni con chi altri. Allora la conclusione che fa scritta è, us dice che chi è tornato a casa giustificato. Perché? Perché che quel chi giustificato non vuol dire che leve ben come che lui aliere il pubblicano. No, all'uldi è l'uomo più tale che il ha una giusta relazione davanti a Dio. Ecco, secondo la Bibbia. Lui come si è mettuto davanti di Dio, la luce di Dio lo ha illuminata, l'ha veduto che lì è di cambiare e all'inizio di una strada nuova, là che lui ha di realizzare la contentezza dentro te sua vita. Che l'altro invece, Dio, non ha inchiatato nessuno te sue preghiere, dove se stessa, va a casa tale qual che è arrivato. Benedetto. Allora, al dista la lettera di Efesins Paoli, o sei salvi mediante fede, la fede alle l'incontri e la vita vivuta in compagnia col Signore. E che non diventi non, ma è un don di Dio, che noi vindi viaggi come il pubblicano, perché lui al puedi dannos questo regalo dal rapporto con lui. E noi entri neanche lì soparis, perché nessuno lo dice vantarsi, difatti si vantava il fariseo, dice che lui al faceva. E come uno stocchio di prea. Con una preghiera là che omet il fariseo e il pubblicano dentro di noi, come che no, Dal non dal pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, o sin noi il fariseo e il pubblicano. Nos va tan ben che mai di Dio il ben che le in noi per mostrarlo a chi altri,
ma o cirin di platà il pubblican che le no conduci soi di fiez. Infatti, non arrivaressin a biodio fur di no se noi uvessin dentro di no, e proprio perché non arrivin a sopportaio in tachiatris in estris di fiez. E così, c'è che non accettin in no stes, lo condannin in tachiatris. Tu nos cognoscis fur par fur. Danos la grazia di sentire che tu i vuelis ben a tutti come che son, anche al fariseo e al pubblican che le dentro di noi. Dome così arrivarin a accettare noi stessi qui nestris di fiez e a capire che altri qui loro. E culto aiutori a mendassi. Amen. La conclusione di tutto non stin mai a illudisi di sapere qui così. Dentro di noi stanno tanti di loro, a dipende situazioni che viviamo. E allora non stiamo a vantarsi, dice così, per non restare deludus di altre edizioni di noi stessi, la che ho fasin figuris, brutis davanti agli altri. Allora mettinsi davanti dell'us del Signore che è l'unico che nos conosce bene e che nos sul bene. Buone domeniche e mandi.